Ed ora passiamo a presentarvi un importantissimo convegno che si terrà a San Donà di Piave il 31 di ottobre e sono molto lieta di avere qui in studio con noi come ospite questa volta il primario del reparto di chirurgia, il dottor Madeischi. Benvenuto dottore, il nostro pubblico è abituato alla sua presenza perché solitamente conduce la molto seguita e amata rubrica 3 minuti per la vostra salute. Oggi il dottore ci presenta un convegno molto importante che ha organizzato. Innanzitutto il tema del convegno, dottore. Allora è un convegno dedicato alla sanità, nel senso che noi sappiamo, abbiamo letto sui giornali, che la sanità cambierà specialmente nella nostra zona, nella nostra ASL, il Veneto orientale, e vogliamo far capire alla gente cosa succederà nei prossimi anni. Nei prossimi 10 anni lei ha messo come perché, qual è la cosa più importante che avverrà, quello che se ne discute parecchio anche nei giornali? Sì, lo spettro, la presenza, il fantasma di questo ospedale unico? Ecco, come lo chiamiamo? La Regione ha deciso, ha deliberato che fra 5 anni, loro vogliono assolutamente dire 5 anni, ci sarà l'ospedale unico. Io ho parlato di 10 anni perché credo impossibile che nel giro di 5 anni si riesca ad avere l'ospedale unico. C'è stata l'esperienza di Mestre, non è che a San Donà possiamo essere più bravi di tutti. Guardi, non mettiamo limiti alla provvidenza. Certo. Tantissimi relatori importanti la serata del 31 al Forte del 48. Sì, abbiamo sicuramente quello che rappresenta la sanità nella nostra zona, in quanto avremo sia la parte medica della nostra ASL con quello che sarà l'unico dipartimento di chirurgia e sarà il direttore, il dottor Fidanza, quello attuale primario di chirurgia di Portogruaro. Ci sarà quello che sarà l'unico dipartimento di medicina e il direttore è il dottor Mazzanti. Ci sarò io che sarò anche come rappresentante della casa di cura che rimarrà ovviamente e avrà il suo ruolo, ma poi avremo i rappresentanti istituzionali o tecnici a cominciare dal direttore generale dell'ASL Bramezza che abbiamo avuto ospite qui, dal segretario generale della Regione Veneta come sanità il dottor Mantoan e il presidente della 5ª commissione della sanità naturalmente che è il dottor Padrin. Perché il pubblico dovrebbe essere interessato ad un convegno sulla sanità? Perché il pubblico attualmente è disorientato. È disorientato perché legge i giornali, legge i tagli, ed effettivamente i tagli ci saranno, e vogliono sapere cosa aspetta loro, cosa i tagli colpiranno anche le loro teste, diciamo, e quindi come sarà la sanità, e devono capire, quello che vogliamo far capire, che questa situazione che avremmo non sarà solo un problema anche di risparmio, ma sarà un problema di cercare di avere finalmente un'eccellenza, di migliorare la sanità nella nostra zona. Perfetto. Dottore, la ringrazio tantissimo per aver presentato questo convegno. Rimanga qui con noi che chiudiamo il TG, quindi ricordando a tutti i telespettatori l'appuntamento il 31 di ottobre a San Donà di Piave al Forte del 48 alle ore 20:45 per il convegno sulla sanità. Con questo chiudo il nostro TG, ricordo l'informazione con Cronache Venete la prossima settimana sempre su questa emittente. Buona continuazione di programma.